con un applauso gli alpini della Bolognese Romagnola. Non c'è mano che tenga. Fratelli della Bolognese Romagnola, grazie per essere qua, grazie per aver raggiunto Feltro, per testimoniare così come l'alpinità sia un comune denominatore, come questo cappello ci stringa, ci metta insieme forti, uniti, con le maniche rimboccate, pronti per il servizio a Naio e poi servizio a casa. Questi sono i messaggi che vi proponiamo, signore e signori, signore autorità. Questo è il senso e il significato di questo raduno del terzo raggruppamento. La sezione di Varese, andiamo in su verso quella parte delle Alpi, quel coro di montagne ai quali siamo tanti affezionati. Luino. E parlare di Associazione Nazionale Alpini vuol dire andare a quel 1919, vuol dire andare a quella galleria dove Arturo Aureoletti, insieme con un altro manipolo di Prodi, ha fondato l'associazione e la sezione di Milano. Davanti a noi, Milano, Milano. Monza, la sezione di Monza. La sezione di Savona, la sezione di Salò, non vogliono mancare, sono arrivate per stringersi attorno e soffiare sulle 90 candeline, le 90 candeline della sezione di Feltre, Val Camonica, Casale Monferrato, insieme con le fiamme dei gruppi. Mamma, quanta storia ragazzi, guardatevi qua. I decimati di quegli storici battaglioni della divisione Kursk che si è sacrificata in terra di Russia. Bergamo, Bergen Bessas. Ecco Bergamo che quando sfila ci porta via un'ora e mezza, 2 ore alla Dunata nazionale. Più di 30.000 iscritti, una moltitudine di gruppi, una potenza operativa straordinaria, solidarietà, amicizia, canto popolare, cultura alpina, eccoli qua, dei 100 gruppi della sezione, da Pederopa fino giù a Motta di Livenza, dove gli alpini della sezione, un'altra terra forte e generosa che amiamo e che sappiamo rispettare e che ha costruito all'interno della cerchia storica della Lura una realtà che si chiama la casa del capitano. La casa del capitano è la sede della sezione degli alpini di Verona. E di Verona sono anche loro, signore e signori, autorità, gli alpini di Verona si apprestano a raccogliere il vostro applauso e i vostri fiori. Siamo venuti numerosissimi per festeggiare questi 90 anni di Feltre e per dire che qua non manca niente. Viva Feltre, viva la gente feltrina, viva i volontari. Leggiamo di questi striscioni, leggiamo